brusio leggero arriva dalla piazza semideserta, non come ci si aspetterebbe di vedere oggi con le strade affollate di turisti. Il sole allunga le ombre e le poche nuvole presenti spezzano la monotonia di un cielo altrimenti azzurro. Forse sta per arrivare un temporale. Sembra di percepirne il brontolio lontano. Piazza San Marco verso la Basilica è una delle tante vedute realizzate da Canaletto. Il soggetto dell'opera è la piazza con la cattedrale, il palazzo ducale e il campanile che svetta come a voler lambire il cielo, cercando un contatto con l'Eterno. Il popolo che Canaletto non trascura di rappresentare è soltanto parte della scenografia. Una comparsa che arricchisce la scena di un realismo acceso. Le persone sono elementi decorativi, puntini colorati che animano la scena. La luce è un elemento fondamentale della poetica di Canaletto. La utilizza per restituire il valore atmosferico dei luoghi, delle persone, cristallizzato in momenti qualsiasi della giornata. Canaletto ci racconta lo splendore della sua città e raramente gli aspetti più miseri. L'eccezionale resa pittorica e la perizia tecnica nella costruzione degli edifici sono il frutto di una mentalità illuministica e di una oggettività scientifica che portano Canaletto ad utilizzare la camera ottica. Attraverso questo strumento si faceva passare la luce all'interno di un piccolo foro, restituendo su una superficie l'immagine capovolta della realtà. I contorni venivano poi ricalcati dall'artista. Le prospettive così ottenute erano estremamente realistiche, quasi fotografiche, a tal punto che oggi è possibile comparare una veduta di Canaletto con una foto dello stesso luogo ripresa oggi per rendersi conto di quanto siano poche le differenze. Le opere dei vedutisti erano molto richieste perché rappresentavano, in quanto aderenti alla realtà, il corrispettivo delle moderne cartoline. I viaggiatori di tutta Europa che si recavano a Venezia acquistavano le riproduzioni di Canaletto, Guardi, Bellotto e di altri artisti per portare a casa un pezzo della città che avevano ammirato.